Rieccoci, primo Interpares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, siamo in diretta anche in trasmissione, se potete telefonare o mandare messaggi potete pure farlo. È arrivato Vincenzo Marinese, Presidente Confindustria Venezia, grazie di essere con noi. Vincenzo, buonasera, so che oggi ha avuto una giornata impegnativa, quindi la ringrazio ancora di più per essere venuto a trovarci in questa trasmissione. Denis, hai novità per quanto riguarda web o messaggi? Adesso da parte dei nostri telespettatori, dicevo, abbiamo i primi messaggi che arrivano da parte dei nostri telespettatori, possiamo andare anche, Giorgio, se per te va bene, a leggere i primi 4. Andiamo pure, va bene Denis? Mi chiedo come sia possibile fare degli errori così gravi di fronte alla possibilità di mettere a rischio così tante vite umane, incomprensibile. Questa è la prima considerazione. Andiamo poi con un ulteriore messaggio. Ma è possibile che per impianti così importanti una persona possa con un errore causare così tanti morti? Non c'è chi controlla i controllori, quindi qui evidentemente si chiede se c'è un ulteriore evidentemente sistema di controllo. Andiamo con gli altri due messaggi, poi magari i nostri esperti potranno rispondere. Per favore spiegate anche che non è che adesso tutte le funivie sono non sicure, la maggior parte degli impianti è a norma, rilanciamo il turismo. E poi un'altra considerazione. Spero che non ci sia nessuno sconto di pena per chi ha causato tutto questo, sia fatta giustizia e condoglianze alle famiglie delle vittime. Mauro. Bene, abbiamo detto questa, ovviamente ne passiamo a 4 a ogni reddito la pubblicità, chiedo scusa a coloro che non potranno leggere i messaggi che mandano. Elisa, volevo fare una domanda al nostro ospite, al consigliere dell'ANITIF Veneto, Associazione Nazionale Italiana Tecnici Impianti Funiviari. Più che altro volevo capire esattamente che cosa è successo, nel senso che sono state riscontrate delle irregolarità per cui il titolare dell'impianto è intervenuto per migliorare la situazione, l'irregolarità che c'era e non hanno valutato il fatto che si potesse rompere il cavo e quindi che andassero incontro a questo rischio. Cioè io non riesco a capire bene le dinamiche, è chiaro che stanno ricostruendo adesso i fatti. Però capire esattamente che tipo di intervento è stato fatto dal titolare della funivia che era intervenuto e che cosa non è stato fatto per impedire quello che è successo. D'Andrea, poi vado ovviamente anche da Moretti. D'Andrea, la risposta al Venturini. Come si fa a dire che cosa è successo? Io posso dirle come si controlla una fune. La fune, contrariamente dal resto dell'impianto, ha una serie di controlli, vive di vita propria sostanzialmente, viene controllata all'anno 0, all'anno 2, all'anno 4, all'anno 6, 8, 10 poi ogni anno. Diciamo, il controllo magnetoinduttivo rileva la minima anomalia in presenza, la minima anomalia che possa pregiudicare la stabilità della fune. Quando arriva sotto una certa soglia la fune viene scartata e normalmente, diciamo, le funi così grosse no, ma le funi più piccole vengono riutilizzate nel trasporto legnami per tronchi e cose di questo tipo e durano ancora una decina d'anni perché noi scartiamo delle funi che sono ancora abbastanza performanti. Per cui l'idea che si possa rompere una fune è qualcosa di veramente... No, questo vorrei far vedere, non so se si vede in diretta, questo è un portapenne che è stato costruito da un caposervizio e me l'ha regalato con un pezzo di una fune portante scartata. Cioè, a parte che è ancora perfetto, è solo un pezzettino, ma una fune del genere prima che si rompa è veramente qualcosa di molto strano. Molto strano. Ma allora secondo lei cos'è successo lì? Secondo lei, D'Andrea, cos'è successo? Lei che è un tecnico, dal suo punto di vista, avendo letto, avendo visto, avendo seguito e conoscendo poi ovviamente questi impianti a fune, cos'è successo secondo lei? Se vuole le dico perché non lo posso sapere, perché per poter dare un giudizio, quello che presumo faranno i periti, è di andare sul posto e devono esaminare la fune. Dovranno esaminare i due capi della fune, la prima cosa che devono, per vedere intanto dove si è rotta, se si è rotta vicino al punto di ancoraggio, quello che mi pare che quell'impianto monti una testa fusa, oppure se si è rotta diciamo, in un punto qualsiasi, in mezzo alla campata. Questa è la prima cosa da verificare. Poi, se ad esempio fosse stato oggetto di una fulminazione anomala,
Questo lo si può riscontrare facilmente esaminando la fune, perché si troverebbero delle goccioline sulle parti rotte di una trasformazione metallica che si chiama martensite, che è poi l'effetto di una diciamo di una scarica atmosferica su degli elementi metallici. E questo, diciamo, uno può andare lì, può verificare, prendere in mano la fune e vedere cos'è, vedere se può essere stato una scarica metallica, una scarica elettrica. Andrea, sicuramente ma il fatto potrebbe che... essere un colpo di fucile, ad esempio. Se lei spara ad una fune, la fune si rompe. Ecco, ma il fatto che loro hanno tolto e l'hanno riconosciuto loro stessi questo freno perché il freno ostruiva il lavoro della funivia, cioè la interrompeva nel lavoro, e allora per non far questo e ovviamente e bloccare la funivia e avere meno turisti, loro cosa hanno detto? Mettiamo adesso non mi ricordo tecnicamente, un pezzo sopra, non mi ricordo la denominazione esatta, chiedo scusa, e togliamo la frenata della funivia se ha dei problemi. Nel far questo ha peggiorato la situazione o era ininfluente, cioè togliere un freno alla funivia, se si rompe la fune... Evidentemente ha peggiorato la situazione. Io non penso che diciamo, l'eventuale inibizione del freno sulla portante sia stato fatto per guadagnare più soldi. Io credo che loro abbiano inibito il freno perché non c'era il vetturino. Perché cosa succede? Perché non c'era, scusi, non abbiamo sentito da Andrea. Perché non c'era il personale a bordo della vettura. No, questo è uno dei motivi per cui, perché se il freno si chiude a sproposito, e rimane la gente appesa a mezz'aria, essendo che non c'è nessuno a bordo che può sbloccare questo freno. Ma allora, I freni perché sono tutti ad azione negativa, nel senso che stanno normalmente chiusi e sono tenuti aperti da dei circuiti elettrici o idraulici. Ecco, qualsiasi cosa succede a questo freno, il freno si chiude e non si apre più. Mi scusi D'Andrea se le faccio le domande, ovviamente lei è molto riservato nelle risposte e fa bene, perché è giusto essere garantisti, però la domanda che le faccio: se un magistrato rapidamente riesce a trovare delle persone colpevoli e le mette in fermo e in arresto, avrà avuto sicuramente delle idee chiare di quello che è successo, o qualcuno avrà detto ho sbagliato perché un magistrato mette in galera in tempi così rapidi, cosa che qui in Italia non succede mai per il garantismo che abbiamo sempre detto, vedi il Ponte Morandi, cioè qualcosa avrà fatto questi qui per aver commesso un'infrazione di questa gravità? Oppure il magistrato si è sognato e ha detto facciamo tanto per l'opinione pubblica, mettiamo dentro i primi tre che capitano. Per il pericolo di inquinamento delle prove. Questo io non penso affatto che la magistratura agisca in questo modo, però il mondo degli impianti funiviari è un mondo molto ristretto e per quello che posso dire anche molto onesto. Quindi probabilmente se c'è stata un'accelerazione o una certa rapidità nelle indagini, perché probabilmente gli interrogati avranno risposto in maniera molto schietta e franca, perché questo mondo è fatto di persone oneste. Sicuramente nel punto dei lavoratori. Moretti, lei che è il direttore delle funivie di Alleghe, ovviamente al di là del dramma che hanno colpito queste famiglie, queste persone che sono mancate ovviamente, arriva che diventa anche un problema di immagine. Lei cosa ne pensa di tutta questa faccenda? Buonasera a tutti innanzitutto. Questa è una faccenda che lascia un fatto che lascia veramente sbigottiti tutti quanti, cioè il mondo di tutti coloro che lavorano sugli impianti ne risente in maniera molto, molto pesante. Io stesso sono rimasto molto scosso, pur non conoscendo chiaramente nessuno, ma è veramente una cosa che lascia un amaro molto, molto profondo. Io sono d'accordo con quanto diceva l'ingegner D'Andrea, è una cosa che veramente non riusciamo a spiegarci, perché ovviamente poi pur non conoscendo appunto ancora i fatti, in questi giorni noi ci siamo confrontati, perché poi purtroppo dagli errori si impara. Ecco, questo è un errore che ha causato delle morti, quindi molto grave. Se c'è stato un errore, e posso dire che è una cosa che lascia veramente
molto, molto amaro in bocca, però al tempo stesso ribadisco quanto detto anche da Renzo Minnella, che i controlli che vengono fatti sia per come sono impostati a livello normativo, sia proprio per la specificità e per quanto sia tecnico il mondo degli impianti a fune, non va a pregiudicare la sicurezza di tutti gli impianti, ovvero tutti gli impianti sono sicuri. Poi succede, è chiaro che qui non è una mancanza di sicurezza generale. Ecco, quello che è successo partendo chiaramente dalla fune che si è rotta, che si è spezzata, e poi chiaramente il fatto causato dalla non chiusura per un motivo che appunto verrà poi spiegato da chi fa le indagini. Ripeto, non vuol dire che tutti gli impianti non sono controllati, cioè la sicurezza è massima e dal punto di vista, se vogliamo andare a vedere quelli che sono i casi, diciamo le percentuali sugli impianti a fune, possiamo vedere che ci sono veramente pochi incidenti rispetto a tutti gli altri trasporti, alle altre tipologie di trasporto. Ecco, quindi volevo rassicurare tutti che la sicurezza veramente è la prima cosa, e a prescindere da tutto, quindi sicuramente dagli incassi, dal funzionamento, ed è molto molto importante, è la prima cosa. Ecco, però secondo lei Moretti, ovviamente dopo quello che è successo, ovviamente come quando sa la gente va in aereo che ha paura di prendere l'aereo, ovviamente ci sarà una riluttanza nel prendere queste funivie e queste seggiovie, ovviamente dovete lavorare anche sulla gente che verrà a trovarvi in montagna nel periodo estivo e invernale, per spiegare loro che insomma le funivie, le seggiovie e tant'altro sono ovviamente trasporti non sicuri, sicurissimi. Certo, questo diciamo fa parte della comunicazione che noi facciamo sempre, poi ogni tanto può sembrare una cosa ovvia, ma evidentemente non è così, e chiaramente a questo punto noi dovremo in qualche maniera comunque riprendere e dimostrare che la realtà è proprio questa, cioè che c'è una sicurezza, ci sono degli accorgimenti, dei controlli, sia diciamo dal punto di vista tecnologico che poi anche dal punto di vista dei tecnici, quindi molto specializzati. È veramente un mondo dove chi lavora è molto specializzato, non so, al pari forse del trasporto aereo, quindi gente molto, molto preparata che sa il fatto suo, ecco. Certo, allora facciamo così, purtroppo Prego, termini pure, le chiedo scusa, prego Moretti. Sì, purtroppo non è esente, e non mi riferisco ovviamente non sono in grado in questo momento, nessuno è in grado di dire in riferimento a questo incidente, il fatto di essere molto tecnici dà anche la possibilità di fare degli interventi anche negativi, cioè non necessariamente sono positivi, possono esserci anche degli interventi negativi, questo è innegabile, certo. Ovviamente. E poi gli ospiti di studio possono fare delle domande ovviamente alle persone collegate, perché sono tutte persone del settore, però prima di continuare ovviamente noi abbiamo fatto questo spezzato di trasmissione inerente a questa tragedia, perché in Veneto ovviamente avendo una località dove c'è molta montagna, ci sono i laghi, ci sono molte funivie e seggiovie, andiamo a vedere quante funivie e quante seggiovie ci sono nel Veneto, andiamo a vederlo in questo servizio. Funivie, seggiovie, cabinovie e sciovie. Con il 29% del suo territorio occupato da montagne, il Veneto è una regione particolarmente ricca di impianti di trasporto aerei. Una presenza supportata dalla vocazione turistica di Alpi e Dolomiti in particolare, traino per l'economia territoriale. 176 gli impianti totali, suddivisi tra le province più montuose della regione.
115 a Belluno, ossia 2/3 del totale, 51 a Vicenza e 10 a Verona. Tra le più note e spettacolari, la funivia del Montebaldo e quella della Marmolada. Si tratta di strutture private, in cui la presenza pubblica è frastagliata e spesso non marcatamente riconoscibile. In senso stretto, ad occuparsi delle autorizzazioni per gli impianti sono le province, mentre la Regione svolge un ruolo di programmazione, senza entrare nel merito di concessioni e sicurezza. Per questo motivo è molto difficile, se non impossibile, richiedere d'ufficio ed ottenere in tempi brevi un resoconto su stato di manutenzione ed età di ciascun impianto. Tuttavia, da anni la Regione Veneto promuove ed incentiva gli investimenti per il rinnovo delle strutture. Nell'ultimo bando disposto in tal senso sono stati programmati finanziamenti fino a 4 milioni. In ogni caso, le verifiche alla sicurezza spettano allo Stato attraverso USTIF, l'Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi, il ramo di controllo del Ministero delle Infrastrutture. Per legge gli impianti a fune sono sottoposti a verifiche periodiche e stringenti, una revisione speciale ogni 5 anni, quella generale ogni 15 o 20 e poi la naturale scadenza di vita delle strutture, 60 anni per le funivie, 40 per le cabinovie e seggiovie, 30 per le sciovie. Dunque, qual è la situazione in Veneto? La data media di scadenza della vita tecnica degli impianti a fune nel territorio si prevede per il 2039. Ecco, abbiamo ovviamente visto anche quanti impianti a fune ci sono nel Veneto, moltissimi come avete visto, e anche immagini affascinanti perché ovviamente colpiscono da come sono state fatte e come sono fatte. Bisato, ora, prima di concludere questo spezzetto di trasmissione, si vuole chiedere delle domande ai nostri ospiti, ovviamente alle persone collegate. La domanda che faceva ricorrente, prego Bisato. No, solo per capire meglio, visto che abbiamo la possibilità di avere dei tecnici del settore, se ho intuito dalla ricostruzione, mi pare che voi diciate che è stato tolto il freno che in automatico faceva entrare in funzione proprio questo freno, ma che si sia quindi spezzata la fune, o ho intuito male, in particolare all'ingegnere D'Andrea e poi ripreso dal dottor Moretti. Non so se ho capito bene, solo per la ricostruzione, perché dai dispacci giornalistici tutti avevamo intuito del discorso che hanno tolto sta forcella dell'entrata in funzione automatica del freno. Ma sul fatto che si sia spezzato o meno la fune, su questo devo dire non ho contezza esatta. Quindi... D'Andrea. Di solito quando succedono incidenti gravi e così gravi come questo, non si tratta mai di un unico evento, ma sempre del susseguirsi dalla concomitanza di più situazioni negative. E in questo caso, questo è certo, i fatti sono due: il non intervento del freno è uno, ma a monte c'è la rottura dell'attraente. È l'insieme dei due fattori che può aver portato all'incidente, perché singolarmente non sarebbe successo niente, anche perché gli impianti a fune sono estremamente sicuri, ma non è che non possono rompersi, è che sono costruiti in maniera tale che un'eventuale rottura non provoca alcun danno. Quindi aver tolto il freno non ha inciso, può aver inciso come no, quindi dico aver tolto il freno può aver inciso come no in realtà. Questo intende infatti. No, diciamo a monte c'è la rottura dell'attraente, che è la cosa più strana e quindi a prescindere dal freno. È grave, no? E dopo a valle c'è il non intervento eventuale, insomma si è accertato del freno sulla portante. Mi scusi D'Andrea, due cose assolutamente distinte. Se l'attraente si rompe per cause naturali e il freno funzionava, poteva salvare quella cabinovia dalla caduta? Questo, diciamo, io ho sotto mano un vecchio quaderno che poi era stato oltretutto finanziato dall'ANEF e mi è stato lasciato in eredità dal mio predecessore, ancora penso redatto nel 1980, che tratta di questo tema. I francesi questo freno non lo montano perché lo considerano comunque pericoloso. Cioè non è affatto garantito che la chiusura di questo freno sulla portante, evento dinamico e molto violento, sia poi di qualche utilità, no? Perché si innescherebbe. Allora in questo caso sicuramente avrebbe potuto, cioè peggio di così non poteva andare, quindi sicuramente sarebbe stato meglio chiudere il freno. Però
quel freno che viene erroneamente chiamato freno di emergenza non è in realtà un freno di emergenza, è una specie di ultima spiaggia che serve proprio a prevenire la rottura dell'attraente, cosa che in altri stati non viene montato perché l'attraente, nello stesso modo della portante, viene trattata come uno di quegli elementi di cui non ci si può permettere la rottura. Ma allora secondo lei perché si è rotta l'attraente? Perché se il freno... Questo è quello che deve verificare la commissione d'inchiesta, ma lo può fare solamente sul posto. Devono proprio prendere i due spezzoni della fune e vedere che cosa è successo, perché lì è il vero punto di domanda che tutti gli appartenenti a questo mondo si chiedono: ma che cosa è successo? Beh, insomma, D'Andrea ci ha chiarito un po' la situazione, perché da come ce l'avevano raccontata, mi fa piacere averlo invitato e lei che abbia partecipato, perché tutti eravamo convinti che la responsabilità su stessa missione dei 3 che sono stati messi in carcere in via precauzionale, ovviamente con tutto il garantismo che dobbiamo dare come lei sta facendo ora, avevano detto sì, noi abbiamo commesso questo errore nel mettere il supporto, mi aiuti se dico una parte tecnica errata, per togliere questo freno. Invece lei ci dice questa sera no, il vero danno è che si è rotta la fune, e come si è rotta la fune i tecnici dovranno dirci il motivo per cui si è rotta questa maledetta o benedetta fune. Per entrare ancora di più nel dettaglio, potrei spiegare come è montato questo freno sulla vettura. Se lei è rapido sicuramente sì. I due capi della fune traente, cioè quella che sta a valle e a monte della vettura, sono montati su un elemento basculante che oscilla. E quando, nel caso in cui venga a mancare la trazione di uno dei due rami, l'altro ramo inclina questo elemento basculante e fa scattare il freno, lo fa chiudere. Per verificare l'efficienza di questa procedura si fa una cosa che si chiama finto taglio, cioè si simula il taglio dell'attraente, che in pratica significa ancorare l'attraente con un morsettone, tirarla verso la cabina e fare, diciamo, rendere non tesa la parte di fune che sta tra il morsettone e la cabina. Viene a mancare la controspinta, l'elemento basculante ruota e il freno si chiude. Però questo è un apprestamento, come dicevo, che serve o che interviene. Io so che era intervenuto quando è caduta la funivia del Lagazuoi a seguito del tranche, della rottura dell'attraente, anche lì causata da un aereo militare che è passato sotto. Cermis. No, il Cermis, ma anche la funivia del Lagazuoi, che non ha avuto È un'altra morti. questa. È un'altra. L'attraente è stata tagliata da questo aereo militare che così per gioco è passato sotto le fune della funivia e ha tranciato l'attraente, perché erroneamente, da come è stato mostrato in molti disegni di ricostruzione, l'attraente sta sotto la portante, non sta sopra la portante. Quindi diciamo, la prima che viene presa quando un aereo tenta di passare Certo. sotto. Minella, questo incidente, ovviamente lei che è il presidente dell'Associazione Nazionale degli Esercenti Funiviari, ha ovviamente fatto sì che adesso da questo momento vengano rifatti dei controlli con maggiore attenzione. Cioè, questo incidente che ripercussioni ha sul mondo del trasporto a fune? Ma io mi sento di rassicurare tutti quanti, perché se noi oggi cominciassimo a fare delle cose che non abbiamo fatto fino ad oggi, vuol dire che siamo in difetto. E il nostro settore non è in difetto, l'ha spiegato per bene l'ingegner D'Andrea, di quelle che sono le procedure, l'avete fatto vedere voi attraverso il filmato che spiegava benissimo tutte le attività di controllo quotidiani, mensili e che vengono scadenziate durante la vita tecnica dell'impianto stesso, e quindi noi cercheremo di portare avanti le nostre attività come abbiamo sempre fatto, con serietà, con responsabilità, prima per noi, perché noi abbiamo anche il nostro personale a bordo di questi impianti di risalita, e poi sicuramente per il cliente. Quando si fa un paragone con il Ponte Morandi uno ci passava perché doveva passarci. Qua invece uno arriva da noi perché sceglie di salire su un impianto di risalita.
per divertirsi, e la gente vuole divertirsi in sicurezza. Quindi il nostro compito è continuare a lavorare come abbiamo sempre lavorato. Il caso di cui stiamo discutendo è un caso che andrà accertato dalle persone competenti e deputate a farlo. Non possiamo certo essere noi questa sera a processare quanto è successo, ed è molto difficile, e credo che le parole di Moretti e dell'ingegnere D'Andrea lo abbiano chiarito e sottolineato. Quindi noi dobbiamo oggi cercare di garantire e di dare sicurezza e tranquillità ai tanti appassionati della montagna, sia in versione estiva che in versione invernale, e da parte nostra ci sarà ancora più attenzione ma sensibilità nei confronti dei nostri passeggeri, per dimostrare quanto il nostro settore è un settore serio, garantito e sicuro soprattutto. Ecco, però nel ringraziarvi tutti e tre, Presidente Minella, l'ingegnere D'Andrea ci ha chiarito delle cose che magari io, da ignorante, non conoscendo ovviamente tutto questo sistema di trasporto a fune, non conoscevo. Ci dice: fermi un attimo, perché quelli che sono andati, prima di tutto ci dite una cosa molto onesta, che chi lavora in questo settore sono delle persone oneste che vanno sopra e che ci lavorano per il bene della gente, ed è una gran cosa. Ma la cosa più importante che ci dice D'Andrea: attenti, non è il freno la vera causa o quel pezzettino di ferro che hanno messo questi manutentori. Lì si è rotta una fune, la fune come si è rotta è lì che si stabilirà chi è il colpevole o meno. Invece questi tre, andando dal magistrato incolpandosi, insomma, dicendo sì, noi abbiamo fatto una cosa perché sapevamo che la funivia non andava bene, li hanno messi in galera via precauzionale perché non inquinano le prove, ovviamente, ma la verità è tutta da scoprire, da quanto avete detto e ci avete fatto capire questa sera. O sbaglio, Bisato? Perché questa sera ho avuto un'idea diversa, insomma, da quello che leggevamo e capivamo da quanto ci ha detto loro, insomma. Sì, anche la mia considerazione di prima. È chiaro che loro sono tecnici del settore, quindi è stato molto interessante. L'unica cosa che mi sento di ribadire è che dall'ultimo intervento purtroppo si vive anche tanto di percezione, quindi bisognerà rassicurare, perché pur essendo sicuramente super controllati e super efficienti i nostri impianti, adesso la prima volta che uno proverà a mettere il piede dentro, gli verranno in mente tutte le... Quindi probabilmente servirà anche un'azione comunicativa che spieghi tutte le sicurezze che vengono utilizzate, ma non lo dico contro, lo dico certo, a favore del sistema, perché è chiaro che si vive di percezione, così come nella sicurezza ordinaria e corrente. Abbiamo detto prima a Moretti, che è responsabile del funivie di Ale, che quindi lì c'è un trasporto ovviamente annuale di moltissimi passeggeri, quindi l'abbiamo detto che uno dei compiti oggi è di far percepire alla gente che le funivie, ovviamente tutti i trasporti a fune sono assolutamente sicuri al 100%. E questo è il compito, Moretti, che avete da oggi a domani, per far sì che la gente salga ancora con tranquillità, anche se per il momento sarà difficile. Sì, assolutamente. Diciamo che comunque questo è un caso, uno spiacevole, molto spiacevole caso, ma è un caso, e quindi non si può generalizzare, diciamo, a scapito della... Un caso, ingegnere, con 14 morti, capisce che lei che sì, è una tragedia, non un caso. Però anche in altre tipologie di trasporti succede purtroppo che cade l'aereo, però non è che questo va a incidere sulla sicurezza generale. Ecco, quindi sicuramente dovremmo comunicare, dovremmo far capire e anche dimostrare quanto viene fatto, perché veramente i controlli sono tantissimi. Ovviamente appunto non si riesce cioè è impossibile che non succeda, cioè sono sicuri ma non infallibili. Certo. Come poi tutti gli altri trasporti, ecco. Ma poi, direttore, i processi vengono fatti proprio per accertare le responsabilità, quindi non è che si possono fare sui giornali, vengono condotte le indagini proprio per valutare e vagliare da un punto di vista tecnico dove stanno le responsabilità, e quello avviene nelle aule dei tribunali. Allora, che adesso ci sia stata l'adozione di misure restrittive nei confronti di queste tre persone, di questi tre indagati,
comunque dobbiamo sempre considerare che dobbiamo essere garantisti per verificare i fatti. Assolutamente, assolutamente. Ringrazio Renzo Minella, Presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari del Veneto, grazie anche a Cristian Moretti, direttore funiviale, e grazie anche all'ingegnere Mauro D'Andrea, consigliere ANITIF, Associazione Nazionale Italiana Tecnici Impianti Funiviari del Veneto. Grazie davvero della vostra disponibilità e dei chiarimenti che ci avete dato. Grazie, noi andiamo in pubblicità e poi ovviamente cambieremo tematica tra poco.